Cambiano i tempi, la lotta alla criminalità si adegua alle esigenze della crisi economica e all'ottica della spending review. La filosofia che vigeva fino a non pochi anni fa un comune, una caserma, è stata accantonata e oggi la parola d'ordine è razionalizzare, accorpare. Il comandante uscente dei Carabinieri del Veneto, Sabino Cavalieri, ne ha fatto in questi 4 anni il suo cavallo di battaglia. Un esempio è l'attuale accorpamento delle tenenze di Mira e Oriago. La tenenza di Mira, che è competente sul territorio, è stata implementata dal punto di vista degli organici, quindi la chiusura di Oriago non vuol dire aver dismesso l'arma in quel luogo, anzi è stata potenziata con un dispositivo che è molto più mobile, è presente sul territorio. Questo consentirà di poter intervenire 24 ore su 24, 4 anni di lavoro, indagini per sgominare organizzazioni e bande di criminali e dove rimane alto l'allarme droga. Sotto il profilo di quelli che siano i reati maggiormente presenti resta sicuramente lo spaccio di sostanze stupefacenti. Mantenere alta la guardia impegnando al meglio le forze a disposizione, soprattutto in questo periodo difficile di congiuntura economica che ha acutizzato il fenomeno della microcriminalità. Ogni momento di crisi economica porta sicuramente con sé una espansione, una crescita di questi reati e c'è stata questa crescita. L'importante è saper rispondere in maniera adeguata aumentando l'azione di prevenzione. Crisi che ha portato i militari a svolgere involontariamente un ruolo nuovo ma di assoluta importanza in un territorio che ha visto moltissimi imprenditori togliersi la vita. Tantissimi comandanti di stazione hanno ascoltato e spesso hanno aiutato padri di famiglia in difficoltà che si sono rivolti a loro, quindi questa nuova funzione sociale